Il TAR del Veneto ha sospeso l'ordinanza del comune che poneva severe restrizioni alle sale slot e al gioco d'azzardo in generale. Niente paura, che a Farsetti non molla, anzi rilancia. In queste ore il Consiglio Comunale sta esaminando un nuovo regolamento che, facendo tesoro delle osservazioni giunte dal Tribunale amministrativo regionale, ribadisce con forza la lotta del comune alle ludopatie. Sarà un regolamento con divieti ferrei di apertura in certi orari, specie la pausa pranzo e quelli serali, delle macchinette, delle slot. È un messaggio importante in cui il Comune, nonostante le pressioni delle lobby del gioco, non arretra, ma anzi fa un passo avanti per difendere i cittadini e le famiglie da questa piaga del gioco d'azzardo. Quali sono le novità che potrebbero evitare che venisse nuovamente impugnato e sospeso quindi dal Tribunale? Abbiamo un po' ristretto i divieti orari per venire incontro alle indicazioni del TAR e differenziato le due fattispecie, quella da negozi che in uso esclusivo sono adibiti a sale slot, quindi che fanno solo quel tipo di attività, da altre categorie, che è quella dei tabacchini, bar e ristoranti, che invece hanno le slot machine quale attività complementare. Se da un lato per tutte le attività esistenti scatteranno queste nuove regole, dall'altro per nuovi soggetti sarà praticamente impossibile aprire la propria attività in Comune di Venezia. E noi abbiamo messo il divieto di 500 metri in linea d'aria, quindi ad ampio raggio, da luoghi sensibili, quali appunto scuole, asili, luoghi pubblici, parchi. Questo fa sì che per aprire una nuova sala slot, un nuovo negozio, un nuovo edificio o installare una macchinetta in un negozio all'interno di questo raggio sarà impossibile. Mentre quelle che ci sono già possono rimanere. Resteranno, ma con un limite ferreo di apertura oraria, e quindi la sera saranno ad esempio chiuse e in pausa pranzo i bar e i tabacchi che hanno le slot all'interno saranno chiusi.